del Brenta, Felice Maniero, a riempire le pagine di cronaca nera di buona parte dell'anno. Cristina Catarinicchia ripercorre le tappe salienti dalla clamorosa invasione del 14 giugno alla cattura avvenuta il 12 novembre. Alle 4 del mattino del 14 giugno un drappello di 4 persone si presenta davanti ai cancelli del Due Palazzi. Le guardie aprono, dentro il gruppetto percorre veloce i corridoi, seminando il panico tra gli agenti. Si aprono a colpo sicuro alcune celle, è l'evasione più clamorosa mai avvenuta in Italia. Felice Maniero, boss della Riviera del Brenta, a pochi giorni dalla condanna che gli verrà inferta al maxi processo veneziano, che vede 33 mafiosi alla sbarra, fugge insieme ai suoi due aficionados Antonio Pandolfo e Sergio Baron, il braccio armato e l'autista. Con loro Carmine Di Girolamo, affermato boss della camorra di Aversa, Ilham Pluger, turco trafficante di droga, e Vincenzo Parisi, pugliese condannato per omicidio. È una beffa per lo Stato intero. Scatta l'inchiesta voluta dal ministro Maroni. Cadono le teste di Oreste Velleca, direttore del carcere, e del comandante delle guardie. Ma dopo qualche mese la magistratura emana 2 ordini di custodia cautelare. Sono per Raniero Erbì, capoposto di polizia penitenziaria, accusato di aver addirittura concorso alla fuga, e Fiorenzo Trincanato. Il primo ad essere catturato dagli evasi è Sergio Baron, sorpreso a Cona, e poco dopo vengono recuperate nel Vicentino le armi usate per l'evasione, un vero e proprio arsenale. Finisce nei guai Fernando Andretta, un ristoratore di Cadoneghe. Il 2 agosto è la volta di Carmine Di Girolamo, che aveva raggiunto la famiglia. E fin da settembre la Criminal Pol Veneta, con gli uomini delle squadre mobili di Padova e Venezia. Sta alle costole di Felice Maniero, che si sposta rapidamente. È il suo lungo soggiorno a Torino in compagnia della sua donna Marta Bisello a tradirlo, complice anche un attacco d'ulcera che ne rallenta i movimenti. Il 12 novembre lo arrestano per la strada, una rivincita per gli investigatori, coronata dall'arresto il 7 dicembre di Antonio Pandolfo, uno dei generali di Felicetto, anche lui tornato nella zona d'origine. Aveva riorganizzato alcuni covi tra Padova e Venezia come base per rapine. Il colpo, l'evasione è stato un evento brutto per tutta l'organizzazione dello Stato di sicurezza, quindi nel complesso. E però lo Stato ha dimostrato con la cattura dei 4 padovani la dimostrazione che quando si lavora con impegno, quando si ha la conoscenza del territorio, quindi il controllo del territorio, la polizia, le forze di polizia, tutte, possono fare molto per ripristinare la legalità violata e quindi per dare quel senso di sicurezza che è indispensabile per ogni convivenza civile.